Io domandai, preguntai qualcosa dei vostri autori, dopo preguntavo ai altri autori pure, e dunque dopo fai o vintori pure. E ti ha toccato per voi, e ti ha detto vai essere politica, poi cercare, come te ne abbiazzare su sardo, vai crescere su sardo, rilanciare su sardo, ora è domani in moto, che devo studiare, mi pare. Bicchiere di nare. Cioè, l'idea che pronarrere l'italiano, che è una lingua manna europea, no? Questa è una lingua di 60 milioni di persone, dunque pare che sia una specie di corazzata. È stato però mantenere l'italiano e pensai te hacket. Atta una scuola monolingue, una televisione monolingue, giornales monolinguas, l'esercito, e ad un mano sa crisi puro. Però anche la maniera che Susardo si lasarvete dai una morte che se nunca è sicura, perché erano investimenti. Per tornare a suo scontro il Bosacchio de Catalogna, Occanno Colau, sul 2009, la Generalità catalana ha speso pro la normalizzazione linguistica del sud catalano e tiene conto che li spendete cada anno dal 1979, dunque siamo su già 30 anni, e spendete qualche cosa come 80.000 euro, pezzi pro sa normalizzazione. La regione sarda, pro tutta la politica linguistica sua, e spendete 1.600.000 euro. E spendete me da prospacco de su che si stato italiano data pro pagare qualche stipendietto a sos operatori de sos sportellos linguisticos, roba gai. Una politica de gai è una politica suicida che non serve a nulla, serve pro accere un corso de sardo in una scuola, uno in un'altra scuola, pro pagare una trasmissione televisiva, ma non è scusa la politica linguistica. Vi chiarete una politica linguistica, cioè vi chiarete che la regione sarda investata in sardo pro sas scolas, pro sos giornales, pro sas televisiones, pro sas radios, pro sos manifestos in cammino, cioè la lingua se non si viete non si intendete, no? Non si comprendete chi beste. Pro a etichetas, cioè quando tu viesi, e questo mi è capitato a me, in bottega, proprio in vita mia, turistas che arrivano in un supermercato, no? E cercano una cosa da spiccare in fatto, no? Un souvenir. Quando ando in Sud Tirolo mi fatto su Zispec Sud Tiroleso e non manco l'umanico, magari data etichetta in tedesco. I turisti sono entrati in questa bottega e hanno visto Sartizza. L'hanno comprata. Solo che Sartizza è un nome che Galbani ha dato a questo prodotto che non è. Tant'è vero che è scritto Sartizza, salsiccia di tipo sardo. Noi siamo sul Casticauso, Ballalloisi, Maccoso,
non dico, pompiaese Sorvinoso, Suvino e Durgale pronare, no? Questo è scritto vino rosso, Dorgali, Italia. E un turista che non è iscritto in università Dorgali, e te si piccata un vino italiano, magari dai Sardegna si piccata un vino italiano. Nessi su simbolo, nessi su zinzale, chi è un vino sardo lo deve esponnere, se non lo vende. E tutto questo è deve essere parte della politica culturale, della politica linguistica, che tiene bisogno di investimenti. Investimenti che tornano, in parte tornano in voto, però, pazienza, no è scusa. Ma torna in economia, questa è la cosa che non bisogna di più. E queste sono veramente cose nostre. Quando tu andas e viesi gnocchetti sardi barilla, manco pro San Malloredo siamo resissioso a tenere su numero nostro. Te sei su Tenet. Oppure un'altra volta che poi vedo, non riesco a tellinazzer voi, su pane Kingerda. Ah? Pane Kingerda è un pane che ha... ah? No, vi ponderande abba. E infatti sì, in etichetta vaiate scritto pane con ciccioli. E vaiate le piccare per gli scudere a murro. Te sei sottene. E ste pane Kingerda. Oppure sono numeri che li chiede dare. E noi vorrei aggiungere sia per la nostra tarota che è importante, qualcosa che non costa manco soldo, che se politica non resta e se no che messo concorso pubblico ci veste dovuto un pruso, un pruso per conoscere il sardo. Qualcosa che non costa manco soldo. Io da valle per 200.000 corso di lingua sarda e da tornare poi in moto tutto un meccanismo prima che a questo punto babbo e mamma scendo che poi servire su villa per cattare una balla perché su un corso di domanda abbiamo tutti un pruso si deve da imparare e chi in famiglia non c'è più questa conoscenza magari domanda anche se io sono su vicino che ancora lo conoscete e questo torna poi un meccanismo e sarà già che siete domandati a questa scuola pure e questa scuola siete di avere siete guai da fare di avere le cose seriamente. C'è con quanto? No, una cosa che rionare che siamo venuti a far vedere di un libro e di archeologia. Apponarau su comincio che questo è un libro imbezzao in suo cammino. Est imbezzao che contata e pintata un'iscena che pariate impossibile in suo momento che li scrivio. Come una specie di estremizzazione di cose che però vi malo a biere verificadas in realidade. E da lumano vimos a rionare vinzas in Gigi Sanna che la realidade este medapeius de su che apo contare in sul libro. Voi pensate pronare che bata chi è scoperto una cosa meda importante, meda bella, este uno proprio somologo de Salosa de Osana, sono spedichedos de un bronzette nuracheso artu in proporzione a essere stato artu 2 centimetri, 3 centimetri, roba gai.